Allora, siamo pronti per iniziare la nostra escursione con il fiume Leogra, che è qua sotto. Ed è bellissimo. Inizieremo questa bella passeggiata di circa 2 km, non è tantissimo, e scopriremo insieme quello che si poteva fare con l'acqua, quindi la via dell'acqua. Tra poco. La Via dell'Acqua a Valli del Pasubio è un suggestivo percorso naturalistico che segue i corsi d'acqua della zona, immerso nel verde delle prealpi vicentine. Ce la faremo? Sì! L'itinerario, adatto a famiglie e appassionati di trekking, si snoda lungo antiche condotte, mulini e cascate, offrendo scorci panoramici e la possibilità di esplorare vecchie opere idrauliche. Durante il percorso si incontrano punti di interesse storico e naturalistico, come le sorgenti e le opere di canalizzazione che, in passato, fornivano acqua ed energia al territorio. Sa che è finita la pacchia. E siamo arrivati alla prima contrada del posto, che è la contrada Contrà. La contrada Contrà di Valli è situata tra le prealpi vicentine, conserva antiche case in pietra e legno, simbolo della vita rurale tradizionale. L'area è famosa per la Strada delle 52 Gallerie, sul massiccio del Pasubio, costruita durante la Prima Guerra Mondiale, ed è un luogo dove ancora si respirano le tradizioni montane. Sai che mi sento tanto un hobbit a fare sti paeselli qua? In the air, all I needed was love. Qui raga è tutto abbandonato, La contrada Sega di Valli è una località abbandonata, si trova nella valle del torrente Leogra, immersa in un suggestivo paesaggio montano tra le piccole Dolomiti e il massiccio del Pasubio. Durante il Novecento, Sega di Valli fu abitata principalmente da boscaioli e contadini che lavoravano nelle aree circostanti. Ma col tempo, a causa dello spopolamento delle montagne e delle difficili condizioni di vita, gli abitanti lasciarono il luogo in cerca di opportunità altrove. Il villaggio cadde così in abbandono, lasciando solo ruderi e tracce della vita passata. Oggi, Sega di Valli è una meta interessante per gli escursionisti e gli appassionati di storia locale. Molti si avventurano lungo i sentieri della zona per scoprire le rovine della contrada e godere della bellezza del paesaggio montano. c'è un po' di sporcizia dappertutto. Con vari rumori più o meno sinistri. I soffitti di legno mi piacciono poco, per cui penso che mi fermerò qua. Ci hai capito qualcosa, amore? Allora, forse sì. Qui siamo in una vecchia contrada dove come si chiamava? Sega, che praticamente facevano il ferro, usavano l'acqua, usavano i magli per battere il ferro, ed era un insediamento germanico, primi germanici. Allora, siamo arrivati alla segheria veneziana, che è una segheria che funzionava come una volta, sempre con l'apporto dell'acqua.
del fiume. Diamo un'occhiata. Grill. Esatto. La segheria veneziana si chiama veneziana perché i veneziani hanno preso le segherie esistenti e le hanno modificate, cambiando il sistema di sfruttamento dell'acqua. Invece di mettere la ruota grande, che di fuori ci sono 2 ruote, una grande e una piccola, di mettere la ruota grande che aveva bisogno di cinghie e ingranaggi per fare girare velocemente il pedaio, ha messo una ruota piccola, veloce e in presa diretta col pedale, in maniera che eliminando gli ingranaggi si eliminava la manutenzione e allora era più sicuro. Ok. Praticamente funziona così. Quindi qua quella sotto è dove è la ruota dove passa l'acqua, giusto? Qua fuori. E viene dentro e poi è collegata con Eccola lì, infatti lì c'è la cinghia. E va, aspetta un attimo. Sì, si veniva on va con quello Questo lavoro è nato solo come segheria. Ok. Questo è stato aggiunto in un secondo tempo. La parte sopra qua. Allora questa funzionava, questo bidone pieno di segatura, mettevamo dentro e qua c'è il coperchio in ghisa che ha un peso spaventoso. Non indifferente. Ecco, allora da lì partiva il fuoco trovava capito. la strada La e pian pianino bruciava. Intorno. Pensate che ci volevano 6 ore. Per far fuori il 6 bidone? ore per far fuori un bidone. Vedete, qui avevano fatto un'altra stufa. Questa è fatta in cemento, vedete? Ok. Questa è nata così e resterà sempre così. Perché questa serviva per scaldare la colla. Dopo qui per esempio tenevano per esempio anche nei giorni freddi, vedete questo pentolino qua, Sì. terracotta, mettevano dentro delle braci e si scaldavano le mani. Ah. I primi anni del Novecento era un lusso. Quella piccola fa funzionare la serie, quella grande fa funzionare tutto le macchinarie di falegnameria. La roggia è una struttura idraulica tradizionale del nord Italia, creata per derivare l'acqua dai torrenti o dai fiumi e convogliarla verso i terreni agricoli o le abitazioni. Storicamente, queste rogge erano fondamentali per fornire l'acqua necessaria per l'irrigazione, l'uso domestico e soprattutto per alimentare i mulini, segherie e altre attività artigianali che sfruttavano la forza dell'acqua come fonte di energia. Nel caso di Contrada Sega, la roggia serviva proprio per alimentare le antiche segherie e i magli per battere il ferro. Queste rogge sono spesso state preservate e oggi rappresentano un patrimonio storico e culturale, oltre a essere elementi caratteristici del paesaggio locale. E finalmente siamo arrivati alla nuova contrada, di cui ancora non sappiamo il nome, ma lo scopriremo. Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. I never thought I'd heal from a broken heart. No, never did I ever think I'd heal these scars. E siamo arrivati al momento topico Vespa in viaggio. Le pappe. Cosa c'è di buono oggi? Allora, c'è un bellissimo panino Sì. con la soppressa fatta in casa. Ma di perché? Perché siamo a Valli del Pasubio, vicino al Dove Vesuvio, è stata inventata questa bontà. è sempre salutata. Buon appetito! Buon appetito. Quindi cosa ha in serbo ancora la nostra passeggiata? Oh, una centrale elettrica, idroelettrica.
Siamo arrivati alla fine alla centrale idroelettrica, che segna anche la fine del percorso, o quasi, della via dell'acqua. Vediamo se si può visitare o se si può sbirciare dentro. Sin dal XIX secolo, queste terre avevano iniziato a utilizzare l'acqua dei torrenti montani per scopi produttivi. All'inizio del XX secolo, con l'avvento dell'energia elettrica, l'importanza dell'acqua come fonte energetica crebbe ulteriormente. La centrale di Chiumenti fu costruita proprio in questo contesto, con l'obiettivo di portare energia non solo alle case, ma anche alle piccole industrie che iniziavano a svilupparsi nella valle. Negli anni del dopoguerra, quando molte zone montane videro un forte spopolamento, la centrale rimase uno dei pochi punti di riferimento per chi continuava a vivere e lavorare nella valle. E siamo arrivati al ponte, quindi alla fine della passeggiata. Se passate da queste parti non perdete l'occasione, siamo a Valli del Pasubio, sulla strada dell'acqua. Take it to the fast lane, step on the gas, babe. But you, E in perfetto stile Besta in viaggio, oggi si gioca a Freccette. Ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like che aiuta a far crescere il canale. Se inoltre vi piacciono i nostri contenuti potete anche seguirci sui social, che è gratuito come super bonus di Renzi. Ecco, nel qual caso non faceste nessuna delle due cose descritte qui sopra, in un ipotetico mondo parallelo potrebbe succedere che qualche freccetta piombi attraverso le finestre di casa vostra. Vi abbiamo avvisato. E quindi grazie per la visione e ci vediamo alla prossima.